di queste provocazioni ne ha fatte tante e devo dire che nel passato ha sempre avuto successo, cioè nel senso che ha stimolato il dibattito e ha risolto i problemi. Soltanto una provocazione, nulla di più. Il sindaco Antonio Bertoncello esclude categoricamente che il presidente del Portogruaro, Francesco Mio, possa considerare l'ipotesi di una fusione tra la società Granata ed il Treviso. Ma io non ci penso nemmeno. E stamani la Giunta, che sembra poco convinta della possibilità di ristrutturare il Macchia, si è già riunita per valutare la questione stadio. 3 le ipotesi. In primo luogo, la costruzione a tempo di record di un nuovo impianto, di una struttura mobile nel territorio di Portogruaro. Abbiamo già analizzato un progetto stamattina in giunta, quindi stiamo lavorando. Seconda ipotesi. Ampliamento degli impianti già esistenti nei comuni limitrofi di Bibione, Lignano e Caorle. E ogni sindaco di queste città ha posto questo problema di collaborazione. L'esilio a Treviso rappresenta invece la terza ipotesi, assai poco gradita però a tifosi e sindaco. Se saremo costretti lo prenderemo in considerazione, ma facciamo l'impossibile perché questo non avvenga. Ed il sindaco Bertoncello nelle prossime ore incontrerà il presidente Francesco Mio. Un confronto sul quale inevitabilmente peseranno le dichiarazioni del leader del club Granata, che domenica sera ha chiaramente parlato della possibilità di una fusione con il Treviso.